800 101 281. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, è il numero verde del Corecom del Veneto per ricevere un pronto aiuto informatico contro il cyberbullismo. Le offese, le foto e i video che offendono la reputazione di minori e no sui social media. Un vero e proprio help desk, il primo del genere in Italia, un pronto soccorso dove un informatico spiega intanto come rimuovere o fermare i post indesiderati usando il proprio smartphone o computer a ragazzi e genitori. A chi ci chiama diciamo: tu sai che ci sono degli strumenti per eliminarlo tu, questo profilo, questa foto? Sì, no. E sei riuscito ad attivare il servizio presso i social per eliminarlo? Sì, ma non me l'hanno eliminato. Ecco che noi, soggetto qualificato, abbiamo un percorso facilitato nei social per la rimozione su segnalazione. Se poi si prospetta anche un reato, il Corecom, che opera in stretta collaborazione con la Polizia Postale regionale e con l'Autorità Garante per le Comunicazioni, procede a far rimuovere il post e a informare la scuola di appartenenza del giovane offeso. Secondo fonti della Polizia di Stato, da quando esiste il reato di cyberbullismo, il 10% delle segnalazioni riguardano le cosiddette sex extortion, il ricatto di non pubblicare in rete qualcosa sulla tua sessualità in cambio di denaro. Nel 2018, secondo dati del Corecom Veneto, il 60% degli studenti delle 50 scuole che hanno partecipato agli incontri formativi hanno riferito casi di cyberbullismo. Al ridotto del comunale è stato il turno di 380 studenti di medie e superiori vicentine con i loro insegnanti. Informare per formare, cercare di dare degli strumenti conoscitivi, delle competenze anche orientative ai nostri ragazzi che possono magari a casa, poi nel gruppo di amici e in famiglia capire e riuscire a comprendere meglio come si possono utilizzare questi strumenti che spesso sono pericolosi.